La Formula 1 quest'oggi approda nel sud-est dell'Asia alla scoperta di una nuova terra per far rombare i propri motori. Oggi siamo in Vietnam. Un giro completo della pista vietnamita è lungo all'incirca 5,5 km, con un totale di 23 curve, 11 a destra e 11 a sinistra. Alcune sezioni hanno preso ispirazione da altri grandi circuiti, con la speranza di creare numerose occasioni di sorpasso. Luca Filippi è al mio fianco come sempre per la gara di oggi. Parliamo un po' dell'uomo della pioggia. Nessuna penalità o attenuante, solo una qualifica non brillante e una posizione di partenza deludente. Certo, nella monoposto è deprimente alzare lo sguardo e rendersi conto che la linea di partenza è lontanissima. Il lato positivo è che è una macchina veloce e può recuperare in fretta. Prima di iniziare rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Mick Schumacher si posiziona in pole. Ragazzi, disastro, Schumacher Paul, ma per noi disastro. Purtroppo una toccata a muro. Ci ha relegato molto indietro. Albon, Norris, Sainz ed Esteban Ocon, Ricciardo, Russell, l'uomo della pioggia, e Kvyat, Magnussen, Gasly, Lance Stroll e Antonio Giovinazzi. Latifi, Ghiotto. Ah, Dio mio. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a combinare. Però 13° posto che sicuramente non ci aiuta. Ma io proverei così onestamente. Proverei la pazzia kumendiana. Ok. Buono raga, partiamo un po' lenti. Cioè con diciamo un carburante più 1,89 e stiamo su miscela grassa di più. Tanto i componenti sono ancora a posto. E niente, speriamo nella remontata. Inizio di mondiale non semplice, soprattutto con un mic devastante. Si parte, Gran Premio di Hanoi, terza tappa del mondiale, stagione number 3. La prima parte sarà non facilissima, dove dovremo difendere, come si dice, non perdere troppo. Qua però grande cosa, leggero tocco. Sono tutti con le soft, ma io me ne sbatto, io sono il Cume. Scelta azzardata, ma che a mio parere sarà decisiva per la vittoria finale. No scherzo, non so, Mick è già in fuga, raga. Mick è già in fuga. Leggero tocco con Verstappen, ma addirittura avvertimento mi sembra un po' eccessivo, sinceramente. Vergogna pura alla Hanoi Stadium. Perché siamo alla Hanoi Stadium, ragazzi. Fa cagare questo circuito. Meno male che dopo questa gara inizia una fase molto favorevole a Veneziano, dove ci sarà la rimonta kumendiana, lo so già. Lo percepisco già, raga. Mick è già in fuga, ragazzi. La Kumena GP è assolutamente la macchina da battere. Ricordo che in realtà non ci siamo ritirati qui ad Hanoi. È una gara per niente favorevole. Se riusciamo a perdere poco con le medie, poi sarà una seconda parte di gara molto importante per noi. Ma poi è chiaro che in una gara così della safety car sappiamo che è nostra alleata. Al 95% dovrebbe uscire. Però adesso facciamo fatica, purtroppo tutti hanno le soft, e quindi da questo punto di vista non è facile. Non ci credo, vergogna di Max. Mamma mia, cosa ha fatto Max? Safety car, safety car. Inaccettabile Max, inaccettabile Max. Mi ha buttato fuori e questi sono i risultati. Solo che la safety car adesso però ci toglie via qualsiasi possibilità di gloria. Incredibile Max. Ci ha letteralmente buttato fuori. E siamo noni da settimi. Vaffanculo.
Safety car, nessun ritiro, ma probabilmente l'incidente ha portato a detriti in pista e quindi Liberty Media ha deciso safety car. Vai ragazzi, tutti sono andati ai box, o quantomeno tutti quelli con le gomme soft. Noi stiamo facendo molta fatica, chiaramente taglio dove non c'è battaglia. Attenzione, attenzione, no, una bandiera verde ma gialla, ma più altro. Subito verde, subito green flag. Se vogliamo avere una chance dobbiamo cercare di fare la sosta il più tardi possibile e soprattutto sperare in un'altra safety car, cosa però alquanto difficile. Si è ritirato Giovinazzi infatti e non c'è stata safety car o safety car, lascio sempre quella scelta. Attenzione, Mick torna ai box. Ai ai ai, Mick torna ai box, problemi per Mick, contatto per Mick. Questa non ci voleva per Mick Schumacher. Cazzo, che culo che abbiamo. Mick perde forse le possibilità di vincere la gara. Sfortunato Mick. E adesso ne dobbiamo tenere duro. Il carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. La sosta dei box ha un po' rimescolato le carte, ma Mick era tranquillamente terzo con la sosta già fatta, ma un contatto o qualcosa lo ha portato a tornare ai box. Brutta situation per il nostro Mick, per noi che potevano essere tanti punti costruttori. È vero che una vittoria di Mick la seconda in 3 gare poteva essere pesante, ma c'è tempo per recuperare, siamo solo alla terza gara. Qua devo tenere le gomme il più possibile, ma non sarà facile. La sosta è prevista al 18esimo. Adesso vediamo. Io finché posso cerco di star fuori. Io ho bisogno della yellow flag. Oh, ancora dopo Verstappen anche Bottas. Insomma, che domaroni. Stanno arrivando comunque, comincia a avere difficoltà con le gomme. Bottas ci supera bene. Niente, non è proprio la nostra gara noi. Mamma mia. Devo riuscire a fare qualche punto, questo è l'obiettivo. Tanto Gigi massacra Gasly. Gasly però sta massacrando noi. Tanto se le stanno dando Gigi e Gasly, bene per noi che respiriamo un po'. Gigi supera agilmente Gasly. Una gara difficile, gara molto difficile per noi. Però dopo questa arrivano gare iper favorevoli. Ma che cazzo? Ma perché devono tamponarmi ogni volta? Mamma mia ragazzi, qua in... Hamilton ancora, Gigi ancora. Hai rotti i maroni Gigi. Difficoltà importante per noi qui in Vietnam. Altro giro completato. Ripeto, devo fare più giri possibili su questa gomma. Fastest. Fastest di Valtteri. Tanto Hamilton probabilmente è andato ai box, ragazzi, cioè...
Se sono più lento mi devono superare, non posso farci niente se sono pipponi e ti arrivano addosso. Verstappen prima ha fatto una porca... Madonna no, ma proprio non ci siamo qua, mamma mia, facciamo cagare in Vietnam. Quest'anno deve essere l'anno del mondiale. C'entra poco la difficoltà che ho aumentato a 95, sinceramente. Ricordo sempre che l'altro anno mi sono ritirato al quarto giro, mi sembra. Io dove sono favorito godo, dove non sono favorito faccio cagare. Sicuramente a noi non è la nostra gara. Mi piace per Mick, quello sì. La safety car non vuole arrivare. Noi continuiamo, andiamo avanti, rischiamo. Oh cazzo. Bene abbassare anche il giri adesso però. Ok, Sainz è arrivato e anche Charles. Devo abbassare i giri del motore, se no non arrivo a fine gara. C'era Miscela, scusate. Ma tanta fatica per Veneziano, tanta fatica oggi. Forse troppa, nonostante, ok, ho capito che la gara non è tra le mie, però ho comunque la macchina migliore. Cioè, avete visto ragazzi? Cioè, ma avete visto o no? Cioè, io sono rimasto nella mia traiettoria, sto qua mi arriva addosso. Va bene. E ce lo superiamo bene, noi li superiamo bene, maledetto. Devo cercare in qualche modo di rubarla sta gara, con un po' di fortuna. Tanto torniamo a posto col carburante. Ok. Oggi però gara che non mi piace, troppi contatti che non dipendono da me onestamente. Noi stiamo facendo tanta fatica a mantenere la posizione. 51-52. Ma troppi contatti. Ai. In pratica raga sto tentando di fare una sosta solo. Questo è l'obiettivo. Non sarà facile tenere dopo le soft. Però ce la devo fare cazzo, perché sennò arrivo ultimo. Ancora Verstappen dietro. Allora hanno sempre la mescola superiore alla nostra. Ok raga, molto bene. Stiamo tenendo anche se Bottas se ne sta letteralmente andando. Noi siamo senza gomme ormai.
Volevo andare ai box al 19esimo laps. Vediamo se riusciamo. Se devo tenere un po' la benza. La batteria è carica, usa il pulsante sorpasso. E dopo tentare il tutto per tutto negli ultimi giri. Loro chiuderanno con le medium, io con le soft. Ma devo fare una sosta in meno di loro. Questa è l'unica chance che ho per fare bei punti. Se no è letteralmente impossibile. Per il momento teniamo. Ok. Faccio una fatica immensa a tenere la macchina. Stai perdendo aderenza, vacci piano. Lo so. Adesso tanti fanno la seconda sosta per buttare le medium e finire la gara. Solo che vuol dire che non tengono assolutamente. Cioè, vabbè. Sto tentando un azzardo senza senso, ve lo dico. Classico azzardo comendiano, ma non ho altra scelta. In proporzione vado meglio con le gomme strausate io, Io ho più ritmo paradossalmente con le gomme strausate. Adesso togliamo un po' di box. E adesso vediamo. Ma prevedo cose non incredibili. Safety car non è arrivata, sono tutti vicini. Non so quanti ora andare ai box, ma penso pochi. Tutti con le medie sono già, sì, ciao. Salutiamo la gara. Ci ho provato, ma mai stati competitivi qua purtroppo. Il disastro è compiuto. Ho effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Se è vero che ho le soft, sono l'unico ad avere le soft. Ma comunque zero ritmo per il Cume. Adesso bisogna capire, però forse tanti hanno fatto soft, media, soft, quindi gli manca una sosta. Dobbiamo capire, raga, dobbiamo capire sinceramente. Adesso tocca a noi però. Qua però guardate, bordello acuto. Tanti contatti in questa gara, sia con me che con gli altri, che tra CPU. E adesso comincia la nostra remontata. Guarda che casino! Ma guardate che roba! No vabbè, ma è impossibile sta gara, cioè. Qua qualcuno ha problemi oggettivamente parlando. Guardate i contatti anche tra di loro. È così che probabilmente Mica ha perso la vittoria, Adesso perdo tempo ovviamente con sti coglioni, ovvio. Guardate com'è cambiata la gara. Adesso sono gli altri che rallentano me. No, non ci credo. Dio povero. La 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 la. Non peggioriamo la situazione. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Quanti errori, madonna, sto inizio di mondiale, quanti errori. E Verstappen che mi ammazza, e Bottas che mi distrugge in Bahrain con dopo errore mio. Pazzesco, signori, pazzesco sto inizio di mondiale. Sto spendendo più soldi in riparazioni macchina che altro. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela. Cioè, veramente è incredibile. Tutto molto curioso. Ma se nessuno va ai box, so cazzi.
Adesso dovevo fare l'errore proprio nel momento che non dovevo farlo. Zio canaglia. Proprio con le soft dovevo farlo, per carità, non è un problema grosso, l'ala comunque è poco danneggiata, però sicuramente qualcosa perdo. E in una gara dove faccio cagare, anche perdere pochi decimi. Miglior settore assoluto. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. A questo punto forse ho sbagliato strategia, vediamo però negli ultimi giri se qualcuno va ai box. Si voleva la safety car adesso, ma d'altronde non puoi avere sempre culo. È arrivata per colpa di quello stronzo di Verstappen che mi butta fuori. No, tutti hanno fatto la sosta ormai. Non so come sia possibile però. Ci miglior fino con le soft. Vediamo se riesco almeno a salvare il salvabile. Punti 0 sicuramente, almeno recuperando qualche posizione. Non sono riuscito a fare una rimonta neanche con le soft. Strategia sbagliata. Tutto errato quest'oggi. Abbiamo capito che a noi proprio non è la nostra gara. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Anche altro errore. Mamma mia. Mamma mia. Gara disastrosa. Eccola. E arriva anche il ritiro. Niente da fare. Non ho parole veramente. Ritiro consecutivo da noi dopo l'altro anno. Mamma mia, che disastro. Veramente un disastro assoluto. Doppietta Mercedes. Mick alla fine arriva terzo, bravo Mick. Bottas che prende il mondo in carica, ancora primo, Mick secondo. Noi siamo veramente in crisi. Da questa gara dobbiamo ribaltare tutto perché sennò so cazzi ragazzi. Io ve lo dico. Un saluto al comandante veneziano. Ciao!